Noi siamo 6 persone per il momento, 6 professionisti, ognuno dei quali con la propria storia professionale. Abbiamo un paio di ingegneri, ci sono io che mi occupo della gestione, c'è Luca che si occupa della progettazione artistica e della direzione lavori, e insieme abbiamo deciso di mettere assieme appunto le nostre professionalità per poter creare un gruppo che possa proporsi sia al progettista, all'architetto, come gruppo di consulenza, o che possa proporsi appunto come primo attore nella progettazione di spazi verdi sia per privati che per interventi di pubblica utilità. Il gruppo Landscape è stato chiamato a collaborare a questo progetto per un allestimento temporaneo in Piazza Venerio a Udine, in quanto appunto, ci occupiamo di verde, abbiamo diversi progetti all'attivo in questo settore. E nello specifico il progetto in questione riguarderà uno spazio urbano che da tempo è inutilizzato, è utilizzato semplicemente come spazio di transito, come spazio connettivo neutro. L'intento è quello di riportare all'uso una piazza, uno spazio piuttosto ampio, una porzione piuttosto ampia della superficie urbana, con un progetto a carattere temporaneo della durata di 2 o 3 mesi che dovrebbe mutare la percezione dei cittadini di Piazza Venerio. Il progetto sarà allestito con sponsorizzazioni private, avrà una forte ricaduta sulla concezione di questi luoghi urbani, ce ne sono diversi, Piazza Duomo è un altro ad esempio, e comporterà l'impiego di una parte di manufatti, vegetazione, l'intervento sicuramente di terze parti per quanto riguarda servizi come potrebbero essere un bar, un palco per concerti, il tutto nel quadro di un'iniziativa come Vicino Lontano che da sempre si occupa anche del tessuto urbano.